Lodo Alfano bocciato. Beh, Scianena, lordo era e lordo è rimasto. Alfano a Milano o vado a prenderla nell'ano. Lo scontro continua. Milano Italia canaglia contro Russo che era mia famiglia. Questo è lo scontro. Tutto il resto è finzione. Berlusconi, il minchione, tutti gli altri minzione. Il Colle si è attenuto alla carta. Sì, alla carta igienica. Sì, alla sacra notazione Pacquolia. La carta che uccide, prima di tutto, la scuola. A che punto sono, con gli studi, Isabella e Maurizio Russo da Milano? E la Cira Caramia da Grottaglie, in forma come sempre? Signori tutori, tutori o tutelati? A Berlusconi, quello che più di tutti crede di essere Angelo Russo della Russo Caramia. Che diciamo? Diciamo che il rispetto non si chiede, non si legge, non si elemosina. Il rispetto non si chiede, lo si conquista. Napolitano, che dice Napolitano? È un momento difficile, ma supereremo anche questo. Però, con l'aiuto della Caritas, loro supereranno questo momento difficile. Athos, Porthos, Aramis. D'Artagnan è da un'altra parte. Vabbè. Senti un po', Angelo Russo della Russo Caramia, Cira Caramia, della Russo Caramia, è un buccio di culo, una rovina troia con a carico due figli che messi insieme non valgono la fornaggia che sta sopra al mio cazzone. Caramia è un pezzo di merda, un riflesso contemporaneo su un'Italia devastata e totalmente fuori controllo. Ciao, Angelo Russo della Russo Caramia. Senti un po', Angelo Russo della Russo Caramia, Cira Caramia, della Russo